Più che dei regali vorrei parlare da ragazzo di quella che è un po' l'aria natalizia. Io mi ricordo quando ero piccolino, c'è un momento che noi quando siamo piccoli aspettiamo con ansia ed è l'arrivo di Babbo Natale, no? Che è una cosa bellissima, c'è Babbo Natale che viene a casa mia. Però un giorno ho fatto caso che Babbo Natale arrivava nello stesso momento in cui se ne andava mio padre. Poi mio padre tornava quando Babbo Natale segnava. E se papà, vedi che ho scoperto una cosa, tu te ne vai e lui viene, lui se ne va e tu torni. Vedi che la mamma sa fa con Babbo Natale, cioè tu stai dicendo, cioè, Sanna la puoi fare tu, mettete ecco, perché... E io infatti ero molto legato a Babbo Natale, cioè io quando ero piccolino scrivevo sempre la letterina, chiedevo il trenino mi portava il trenino, chiedevo la bicicletta mi portava la bicicletta, e l'ho scoperto tardi rispetto agli altri ragazzi. L'ho scoperto a 18 anni, che avevo appena finito di scrivere la letterina, arriva mio padre e mi fa: Simone, è arrivato il momento di dirti la verità, Babbo Natale non esiste, sono io che ti facevo i regali. Io ho saputo questa notizia e mi sono messo a piangere ancora con la lettera in mano e poi le fa: ma dai, è una cosa che sanno tutti, dai, tu devi superarla, come perché piangi? Perché tu come mi chiama a regala la Ferrari, papà? Cioè, io ci ho provato a farmi chiedere altri anni e domandare la Ferrari, però questa Ferrari purtroppo non è più arrivata. Allora io però nel momento in cui ho scoperto la verità mi sono tolto molti dubbi, perché comunque da piccolino vedevo scene un po' ambigue, cioè mi ricordo Mane Manuzzo con mio padre al centro commerciale, da lontano vedo Babbo Natale che si fa le foto con i bambini e penso: ma se me pacecca e Babbo Natale è da me, ma come è? Cioè, sta facendo? Cioè, dubbi che ti vengono a un certo punto. Sapendo la verità vedi un mondo diverso, vedi il Natale con occhi diversi. Io ho notato, cosa che non notavo da piccolo, che a Natale le mamme hanno un momento che ne escono fuori, cioè c'è proprio un giorno in cui non sa che ci succede e ognuno fanno un delirio, cioè tu ne esci di casa e lasci casa tua normale, ritorni e trovi i tenne rosse, i tovaglie rosse, un coprimobile rosso, c'è i quadri rossi, tutto rosso, dici che cos'è un sogno, ti piedi, perché sei abituato a vedere colori diversi, dici ma dove sono, io sto a casa mia, no? Perché tu con i colori ti gestisci a casa, cioè in bagno lo sai, il copitavaloccio è azzurro, vedi azzurro e c'è il bagno, cioè il portacarta igienica è giallo, vedi giallo e c'è la carta igienica, la tovaglia è verde, vedi verde, cioè tu ti assetti in un bagno e dici aspetta, non è la carta igienica, non è la tovaglia, cioè mi confondevo, cioè un bericchio niente, cioè ma non è a finire dov'è il lavandino? È capace che non vedi il lavandino perché ti confondissi e ti ci assettassi sopra, c'è un sogno azzetta, cioè che cosa, perché ti confonde la mamma? È il periodo natalizio, c'è quel momento di cose strane che non vedi di solito, cioè ho visto scene a Natale, i miei vicini, secondo con terzo piano, che si tirano, ehi, prendi le luci, tieni amico. Quando fino al giorno prima la stessa scena era oh, te cadere mutande, tiene, cos'è inutile, cioè, capito? Si cambia, cioè, mio padre cambia tantissimo a Natale, mio padre che quando guida diventa proprio aggressivo, cioè non se ne tiene una, deve prendere a provarci tutti quelli che fanno gli errori. L'altra volta, periodo natalizio, uno gli taglia la strada e lui fa: tranquillo, non ti dico niente perché siamo a Natale. Dammo un numero che ti chiamo Roppi Fies, perché non se la deve tenere mio padre sta cosa. Però dopo le feste, perché nel periodo delle feste c'è delle cose fantastiche, cose che non sopporto però ci sono ancora, perché c'è una frase che veramente non so voi, io non la so, cioè tutte le festività sono auguri e basta, Natale no. Natale la frase si completa con auguri a te e famiglia, che c'è tu dici a te e famiglia, famiglia qua, la tua, come dice la tua, cioè che non sa, cioè che poi arriva il salumiere e ti dice auguri a te e famiglia. Pino, un salumiere, mi sta dando una responsabilità enorme perché io a tutti i familiari a farci l'auguri a te Pino, perché se non ci faccio i familiari penso a lei, Pino mi dice l'auguri, sta bene, allora per me. E ogni anno vado, ti faccio auguri Pino, salumiere, ti faccio auguri Pino, ti faccio auguri Pino, che se stanno Pino mi dice auguri a te famiglia, dico ma perché non ci fai tu? Cioè non l'ho capito, a conosci la mia famiglia, se faccelle tu, cioè, Pino. A conosce, sì, faccelle, a conosce la mia famiglia, no? Allora perché ci fa l'auguri, cioè non ho capito, così. Perché poi già in famiglia da me ci sono problemi, cioè la gara dei presepi, a chi fa il presepe più grande, cioè mia zia fa la capanna e poi la senella in remaggio, mia madre poi la senella in remaggio, metti i pecorelle che in montagna arriva la tramessia e ci metti in montagna i casuzzi. Una volta mio nonno si arrecamò, aveva un presepe che era tipo piscina, scivoli, hotel a 5 stelle, mercatino. C'era pure un mare che quel giorno mia mamma ha visto con le valigie in mano e mi fa: ma dove ti vai a trasferire? Non pensa per un nonno, è troppo bello, cioè ma pazzo miei, c'è tutto, cioè meglio la casa.
Però alla fine poi c'è una cosa che accomuna Natale, tutti non vediamo l'ora dei regali, no? E Natale è l'unica festa, l'unica ricorrenza in cui se tu fai i regali, la gente non deve scoprire che cosa hai regalato, perché ci pensiamo un anno a fare il regalo di Natale, la gente non lo deve sapere, infatti facciamo tutti i pacchetti uguali, tutte cose quadrate, che a volte ti regalano gli anelli in queste cose quadrate, che all'avere 25 usciti i kite, una volta solo ho avuto il prio di indovinare che cosa mi aveva regalato mio padre. Faccio, papà, secondo me quest'anno mi ha regalato un cane. Mi fa, come l'hai capito? Perché c'è un pacco che sta pisciando sotto l'albero. Cioè io, secondo me, è un cane. Però siamo tutti dei eterni bambini. Io ancora oggi, cioè proprio da poco, ho scritto la lettera a Babbo Natale, anche quest'anno, con la musichetta di sottofondo. Vi dico cosa ho scritto, perché l'ho messo lì carta e penna, ho scritto, caro Babbo Natale, no, caro papà. Caro babbo, a così piglio tutte e due, quest'anno non ti chiedo i soliti cose materiali, ti chiedo una cosa bellissima, ti chiedo che non ci siano più guerre, che ci sia l'unione familiare e gli ho detto che regni per sempre in questo mondo il vero amore. Minchiata, ci ho domandato da Ferrari. Grazie.